Donatella Consatti lascia Forza Italia per Italia Viva. Intanto c'è chi si stupisce della mossa di Renzi, anche se non lo ha mai sopportato, e si è stupito poco quando tutti gli altri se ne sono andati. In Trentino si urla al lupo, mentre in Veneto il vertice in prefettura si esprime in un modo contrario al nostro territorio. Nessun allarme per la pubblica incolumità e la situazione tra consistenza degli esemplari e danni è simile. Cimice asiatica, in Trentino già causati 5 milioni di euro di danni. Codipra, abbiamo creato un fondo mutualistico, ora attendiamo l'ok dal Ministero. Coldiretti chiede lo stato di calamità e crea una linea diretta con gli agricoltori per conoscere i danni. Anno nero per le olive del Garda, mai così male. Massimo Fia, direttore dell'Agraria di Riva, tra cambiamenti climatici e sbalzi termici, a memoria d'uomo non si ricorda una stagione così. L'A22 paralizzato, un furgone si ribalta a Degna e un'auto tampona un auto articolato a Barna, ci sono dei feriti. In Val di Ledro un 57enne perde il controllo della moto e sbatte violentemente sull'asfalto. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con Cafacli. Cafacli ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199 199 730.